Dopo quasi 3 anni di fermo è chiusa la scuola dell'infanzia sita al villaggio Peruzzo, la Malaguzzi, un polo distaccato della Rita Levi Montalcini, diretta dal dirigente scolastico Luigi Costanza, stamani su sopralluogo straordinario del sindaco Franco Miccichè e dell'assessore al ramo Antonino Costanza Scinta. Così hanno potuto appurare le criticità che presenta lo stabile visibilmente lesionato. Qua mi trovo io alla scuola al villaggio Peruzzo, perché per un sopralluogo l'ho fatto personalmente io con il mio assessore Costanza Scinta per vedere le condizioni della scuola. È una bellissima scuola, ma purtroppo ci sono delle deficienze strutturali, qualcuna addirittura anche severa, anche importante, e quindi stiamo cercando di vedere le criticità per poter poi intraprendere sia il progetto che la richiesta dei finanziamenti. Ecco, le avete già fatto una stima, grosso modo, avete visto? Pensa di dare delle risposte, insomma, entro che tempo? No, io stima no, i miei tecnici e il mio assessore già sì, ci stanno lavorando da diverso tempo. Ripeto, la situazione è importante perché una scuola del genere non può essere abbandonata. Vedremo al più presto comunque. Siamo venuti col sindaco a fare questo sopralluogo qua alla scuola Manhattan per capire la struttura che attualmente è chiusa, di vedere di recuperare in qualche modo appunto queste aule e ridare alla scuola una bellissima struttura, perché qua hanno gli spazi, hanno la mensa, hanno tutto. Vedremo di trovare ora il metodo e la modalità come ripristinare questa scuola. Tra l'altro è una scuola centrale qui al villaggio Peruzzo e attualmente c'è una sede distaccata presso l'oratorio della chiesa. Sì, Padre Matraxia ci ha fornito l'oratorio della sua parrocchia a San Leone e attualmente i bambini sono dislocati in queste aule, che non sono aule. E Assessore, allora ieri è iniziata la scuola, lunedì ci può fare un piccolo screening sulla situazione delle scuole ad Agrigento di vostra competenza, non so, qualcosa di più dettagliato? Ma io mi sto facendo tutti i giri delle scuole. Fortunatamente negli anni le scuole sono state sempre mantenute e sono stati spesi dei soldi per mantenerli. Non ci sono grosse problematiche. Certo, non sono scuole, sono scuole che sono datate, certo. Sono datate, hanno i loro anni, ma cerchiamo di renderle sempre... Ci sono altre criticità lei ha potuto magari constatare in altre zone di Agrigento? Allora, abbiamo la scuola Garibaldi per esempio che ha bisogno della manutenzione del prospetto, sì. Ma anche questo, se riusciamo con dei fondi di agenda urbana riusciremo ad attivarci subito. Stamattina ringrazio il sindaco, l'assessore Scinta e i tecnici comunali che stamattina sono venuti qui a questo plesso Malaguzzo, ormai chiuso come diceva lei da quasi 3 anni. Attualmente siamo ospitati presso l'oratorio San Francesco a San Leone, che è una bellissima struttura, però noi siamo legati a questa nostra vecchia sede e speriamo che nel più breve tempo possibile possa essere ripristinata e riportata ai suoi antichi splendori. Il plesso Malaguzzi è un plesso di scuola dell'infanzia, ripeto, per dei cedimenti è stata giustamente chiusa 2 anni fa circa, questo inizia il 3° anno, e però dico, bisogna che ci siano dei lavori di consolidamento per riportarla, ripeto, alla sua origine.